A Camino al Tagliamento nasce Casa Lilla, il primo centro residenziale regionale dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. La struttura ospiterà inizialmente 12 pazienti, offrendo percorsi riabilitativi ad alta intensità per rispondere a un fenomeno purtroppo in crescita. Oggi abbiamo voluto condividere con l'Associazione delle Famiglie questa importante struttura e l'abbiamo fatto nel giorno che precede la giornata nazionale contro i disturbi, disturbi alimentari, quindi un'occasione di una riflessione insieme con i protagonisti, le famiglie, i professionisti, gli enti locali davanti a fenomeni crescenti che si moltiplicano e che hanno bisogno di una risposta. L'obiettivo del nuovo polo è garantire alle famiglie un punto di riferimento specializzato direttamente sul territorio. I pazienti così non saranno più costretti a cercare cure fuori regione. Crediamo che è stato anche raccolto con grande interesse la tipologia del centro, una struttura residenziale e anche un contenimento della fuga, perché altre regioni già offrono questo servizio e noi abbiamo lavorato in questi anni per poter consentire alle famiglie di avere una risposta all'interno dei confini regionali. Casa Lilla è il primo passo di una strategia regionale con il modello che sarà presto esteso ad altre aziende sanitarie. È già stata confermata infatti l'apertura di una nuova struttura a Roveredo in Piano prevista per maggio. È l'integrazione sociosanitaria, sono fenomeni che fanno meno rumore di altri, ma sono molto importanti in una società dove la cronicità sta superando di gran lunga l'acustia. Quindi noi crediamo che questo sia un lavoro che poi peraltro vedrà sorgere anche nelle altre aziende sanitarie questa struttura e diventa ovviamente la risposta al cronico.